Allora, questa è l'opera, sono due installazioni di Katia Orgiana, che ormai è un personaggio famosissimo sul pubblico, perché come si può notare, diciamo, ha soggiornato molto tempo qui, ha lavorato con gli abitanti, con i cavatori di Cala Cola della Rossa per circa un mese, e ha creato queste anfore che contengono i calchi dei volti delle persone che hanno lavorato e che lavorano tuttora nella cava. Katia è qui, può raccontare un po' questa bella esperienza, perché questo è un caso sicuramente tipico di... Potete andare a È un'esperienza sicuramente tipica di public art, cioè un intervento artistico interattivo con la comunità, interattivo con i suoi abitanti. Ogni abitante riesce a riconoscersi in qualche modo nel lavoro dell'artista. Katia, volevi dire qualcosa? Ma fondamentalmente quello che mi interessava decidendo una permanenza qua era sicuramente interagire con una piccola comunità, lavorare soltanto sul cogliere una parte del corpo delle persone che mi stavano vicino. Io sono stata a contatto con i meravigliosi uomini della cava, si sono messi in gioco, hanno dato la loro disponibilità e sono diventati parte dell'opera, e questo era quello che mi interessava, proprio un'interazione del mio lavoro, della mia poetica con quella, la tua poetica poi è molto legata quella che è la realtà. A questo tema un po' dell'anfora. L'anfora come simbolo, come oggetto che nell'antichità trasportava sapere, ricchezza fra i popoli, si trasportavano vini, oli preziosi, eccetera. E chiaramente i popoli si arricchivano fra loro attraverso questi scambi. Quindi l'anfora e lo scambio che io ho avuto con i cavatori, con le persone che lavorano qua, con tutte le persone che mi hanno supportato, è stato motivo di arricchimento per me e spero anche per loro. Ogni colore che vedete, questa è una cosa importante che per me è importante perché fa parte proprio dell'interazione nel lavoro. Ogni colore su ogni anfora è stato scelto da ogni cavatore. Per esempio questo è il colore che Rosario ha scelto, il suo rosa, come il rosso di Palmiro, come l'azzurro di Giuliano che è il capocava, come il verde di Andrea Clementi e tutti gli altri, Zannotti, eccetera, eccetera. Chiaramente poi si presenta installativamente come una composizione di colori, ogni persona va a curiosare e scopre che dentro c'è un viso, che c'è una realtà, che c'è un'anima, una persona, con tutto il suo essere fondamentalmente. L'anfora poi è anche simbolo di contenitore di vita. Assolutamente. Una sorta di utero materno. Assolutamente, sì. E ricorre anche nella seconda installazione la coppia. La capra e la coppia, quando sono stata invitata a partecipare a questa mostra da Mimmo, mi hanno, nel racconto della poetica della mostra, sono venuta a conoscenza di una bellissima leggenda che è delle vostre zone, la leggenda della Grotta della Capra. La Grotta della Capra esiste davvero ed è nella zona di San Vittore e racconta di questi due amanti giovani che, non avendo il consenso della famiglia, scappano nel bosco per amarsi e vengono colpiti da un sortilegio. Lei viene trasformata in una capra e lui viene trasformato nel grosso macigno che sta di fronte a questa grotta. E così si conclude questa bellissima leggenda di questo luogo. Io sono stata rapita dall'idea di questi due giovani che scappano nel bosco e così cosa ho fatto? Ho chiesto collaborazione a due colleghi che hanno posato. Voi avete visto, qua abbiamo preso le impronte dei visi, lì abbiamo preso l'impronta intera di una coppia che si abbraccia e abbiamo allo stesso modo realizzato una grande anfora, un'enorme anfora grazie all'aiuto anche di Rosario, che è uno dei ragazzi che lavorano alla Camera. Un'enorme anfora dove dentro c'è l'impronta di questi due giovani che si abbracciano. Così ho fatto anche l'impronta della capra e ho realizzato allo stesso modo un'anfora. Se voi salite sull'aiuola e andate lì sopra potete vedere dall'alto i visi dei due amanti e il corpo della capra. Sempre tutto dall'interno, è un lavoro che si scopre, non si cela immediatamente, ma è qualcosa che avvicinandosi si può carpire, si può scoprire fino a che uno ne ha voglia. Il bambino può andare fino in fondo per vedere la capra e i due amanti. Tutto qua. Fine.
la bellezza di questo lavoro è proprio questa interazione col territorio, con la storia, e chiaramente grazie alla cava di Cuore della Rossa che ha permesso, no, alla maniera degli antichi